News. Amici, vi abbiamo fatto vedere le gondole, vi abbiamo fatto vedere i gondolieri, vi abbiamo spiegato a che cosa servono le gondole, però non vi abbiamo ancora detto dove vengono costruite le gondole. Ebbene, le gondole vengono costruite, create negli squeri. Ma che cos'è uno squero? Non si sa bene che cosa significhi squero. Alcuni pensano che derivi dal greco askerion, che significa cantiere. Altri invece pensano che derivi dal dialetto della parola italiana squadra, quindi squara. Questo ancora non si sa. Gli squeri ancora esistenti oggi a Venezia sono 6. Noi oggi ci troviamo in uno dei più importanti squeri veneziani, lo squero di San Trovaso, che si trova sul rio omonimo e risale addirittura al 600. L'edificio che ospita lo squero ha la forma tipica delle case di montagna, circostanza eccezionale per Venezia. Il motivo è duplice. Da una parte tanto i carpentieri quanto il legname da costruzione provenivano dal Cadore, dall'altra l'inclinazione del piazzale antestante, la tettoia che in parte lo ricopre, erano utili in caso di pioggia, oltre che come deposito per gli strumenti di lavoro. Ogni barca è un'opera a sé ed ogni maestro d'ascia possiede i suoi segreti, perché lo squerarolo lavora a mano come un tempo, senza il supporto di progetti scritti e personalizzando ogni barca su misura dell'acquirente. In poche parole, amici, la gondola, come avete ben capito, viene costruita interamente a mano. Nello squero San Trovaso si lavora ancora con i metodi di un secolo fa, non ci sono argani e le gondole vengono tirate su, rigirate e varate completamente a braccia. La tradizione degli squeri è antica quanto Venezia, essendo questa città indissolubilmente legata all'acqua e quindi alle imbarcazioni per il trasporto di persone ed oggetti. Barca se casa fu detto per secoli a Venezia. Pensate amici, la costruzione di una gondola può richiedere parecchi mesi e comporta circa 500 ore lavorative. La gondola è l'imbarcazione veneziana per antonomasia. Nel 1580 si potevano contare circa 10.000 gondole. Durante gli anni il numero di tali imbarcazioni si è notevolmente ridotto, arrivando attualmente a poche centinaia. Secondo stime dell'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, che si occupa di difendere l'imbarcazione simbolo della città di Venezia e cattività ad essa collegata, in laguna sono attualmente presenti circa 500 gondole. La caratteristica forma attuale della gondola è il frutto di una successione di modifiche tecniche graduali e quasi impercettibili, attuate generazioni dopo generazioni dagli squeraroli. Attualmente le principali caratteristiche della gondola sono rigidamente fissate. La gondola ha una lunghezza di 11 metri, una larghezza massima di 1,42 m e un peso netto di 350 kg. La metà di destra è più stretta della metà di sinistra di 24 mm, conferendo una forma simmetrica allo scafo. È costituita da 280 parti tutte in legno e da alcuni pezzi in metallo, il più importante dei quali è il ferro di prua.
A prua della gondola troviamo un altro particolare importante, il ferro di prua, che contribuisce al bilanciamento del gondoliere posto a poppa. La sua forma ha tradizionalmente il significato di rappresentare i 6 sestieri di Venezia, le 6 barrette rivolte in avanti, la giudecca, barretta rivolta indietro, e il cappello del doge che protegge i sestieri. L'arco sopra il dente più alto del pettine rappresenta il ponte di Rialto. Infine, la forma ad esse, dal punto più alto del ferro a scendere fino al punto più basso, rappresenta il Canal Grande. La gondola è quindi un'imbarcazione tipica della laguna veneziana, unica e affascinante. Per costruire una gondola i maestri d'ascia, cioè i costruttori di imbarcazioni autorizzati, utilizzano 7 essenze lignee differenti, in base alle caratteristiche che la gondola deve avere nelle sue diverse parti. La gondola, abbiamo detto, ha una lunghezza di circa 11 metri ed è asimmetrica. La gondola infatti viene costruita in base alle caratteristiche del gondoliere che la possiede. Così, mentre vogherà la Veneta, unico rematore posto a poppa, decentrato a sinistra dell'imbarcazione, la gondola assumerà un assetto simmetrico, bilanciata dal peso del conducente. Il gondoliere voga ad un remo e quest'ultimo viene appoggiato in un'altra parte essenziale della gondola, chiamata forcola, sempre costruita in legno e di forma variabile, in relazione dall'imbarcazione su cui verrà utilizzata. Forcola per gondola, per sandolo, per mascareta. La forcola, su cui appoggia il remo, ha una forma che permette la manovrabilità dell'imbarcazione. Inserita in un'apposita fessura, viene sfilata dopo l'uso. La forcola è inoltre un simbolo per i veneziani che spesso le comprano come oggetto d'arredo per la casa. Salta un pezzo più ma che c'è prima roba dire che non si è mai notato che
espaldas porque doy paisaje, te doy composición arquitectónica, doy historia de los Luego,